Ciao a tutti! Quest'oggi vi presento una ricetta padovana e tradizionale che unisce due ingredienti storici in un abbinamento alquanto particolare ed insolito: la gallina padovana in saor. Gli ingredienti che utilizziamo sono la gallina padovana, che io ho precedentemente cotto, l'uvetta che ho fatto ammollare nel vino bianco, i pinoli, l'aceto di vino bianco, l'olio d'oliva, il sale e il pepe e la cipolla. La gallina è stata cotta precedentemente per questioni di tempo e ho iniziato utilizzando l'acqua bollente e ho aggiunto la gallina per ottenere una carne ottima. A quest'acqua poi ho aggiunto una cipolla, una carota, una gamba di sedano, uno spicchio d'aglio e del pepe in grani. Ho fatto cuocere la gallina per un paio d'ore a fuoco molto dolce. Quando la gallina è cotta e si è raffreddata, andiamo a togliere la pelle e a staccare la carne dalle ossa utilizzando le mani e non posate o coltelli vari. In questo modo è molto più semplice sfilettarla, inoltre la carne deve rimanere a pezzettini piuttosto, insomma, grossolani. Ora iniziamo a tagliare la cipolla a rondelle piuttosto sottili, andremo a metterla in padella con l'olio d'oliva e a cuocerla. Ora soffriggiamo la cipolla a fuoco dolce. Dopo aver fatto cuocere la cipolla per circa 5 minuti andiamo ad aggiungere il resto degli ingredienti, quindi l'uvetta che avevamo precedentemente ammollato nel vino bianco, tutto insieme. Alziamo un pochino la fiamma, i pinoli, ed l'aceto di vino. A questo punto lasciamo cuocere per altri 5-6 minuti. Iniziamo facendo gli strati, partiamo con un po' di saor sotto sulla nostra pirofila e poi andiamo ad adagiarci la nostra carne, la nostra gallina padovana, e andiamo avanti così fino a ultimazione dei nostri ingredienti. La gallina padovana in saor è pronta. Ora la lasciamo riposare in frigorifero per almeno 24 ore prima di degustarla. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao e grazie!